direttamente da X Factor abbiamo Morgan, un bel applauso. Ciao a tutti, ciao Gigi. Ciao, un saluto a tutti quanti. Ma è il microfono della Barbie quello lì. Pensare a affari tuoi, Gigi. No, perché ho sentito delle polemiche in settimana, perché c'è una canzone che nella curva del Chievo cantano che è Ti amo Tero, ti amo Tero, ti amo. Allora ci sono delle polemiche che si capisce un'altra cosa. Grazie, Gigi. Volevo sapere, sono curioso di vedere questo concorrente che ha parlato adesso, perché da come è vestito mi sa che mi porta un pezzo dei Village People. Si parla di calcio, figurati se ci sono belle donne. No, scusa solo un secondo. Niente, volevo dire, questa sera mi torna in mente una frase che dice sempre il mio fruttivendolo, quanta patata. Morgan, tu hai già molti problemi. Per se stesso. Allora, Hai litigato con la Mara Maionchi, hai fatto questo, hai litigato con l'altra, che non ci fanno i nomi. non girare il dito nella piatola. Io ti dico solo una cosa. Dovevi andare a Sanremo, ti hanno tagliato fuori, sbagliando, perché Dovevi tu andare eri sulla un personaggio che facevi pescaggina. la tua ottima. Dovevi andare sulla biscaggina, te. Vuoi tornare sulla Adesso biscaggina? sei qui, modera i termini, fai qualche bel complimento se vuoi al parterre, perché lo meritano, sono bellissime. Abbiamo anche il mio cantante preferito, se si può dire. Gigi D'Alessio. No, via. Vado Luciano via. Ligabue. Ma dai, davvero Sì, Giulia? sì, No, sì. se c'è il Liga, vabbè, se c'era il Gigi andavo a casa. So che lì c'è anche un certo Morgan che io conosco così di sfuggita, io volevo propormi, Ciao, Morgan. caro. Sono Luciano da Correggio e se vuoi porto uno dei miei Sono pezzi. stato a Correggio perché un giorno c'è stata l'elezione delle Miss, la Miss Correggio. Ad uno, adesso oramai siamo quasi ad un'ora e mezza di trasmissione per Olindo. A Olindo, secondo me, per me no. Per me, Olindo, tanta buona volontà, un ragazzo che si può fare, un ragazzo intelligente, Però, di qualità. Però per me no. Per me non deve Facciamo un tornare. applauso. Per Luca Bronzato. Luca Bronzato, per me no. Per me no, perché non ho sentito, hai capito, il pathos, hai capito? Non ho sentito quel pathos che mi dice, per me no. Per Nicolò Brenzoni. Nicolò Brenzoni, per me sì. Grazie Morgan. Prego. Poi no, l'ammiraglio? per me sì, perché si impegna, il ragazzo si impegna, lo voglio nella mia squadra. Per me sì, per Un me viso può arrivare in pulito, finale. una Per faccia me può arrivare in d'angelo, finale. vero? Un bravo ragazzo. Bravo ragazzo, peccato che sia un po'. No, bravo ragazzo. Un po' timido. Per l'ammiraglio. E per me? Arrivederci, grazie. L'ammiraglio, no, scusa, volevo dire qualcosa sull'ammiraglio, devo ancora sentire quel pezzo che mi ha promesso di Village People, vestito così. Per la Ok. signora Cristiana Cristiani che ci ha certamente. portato i ballerini. Allora, la signora ha presentato quel pezzo di Orietta Berti, non è che mi è piaciuto, sinceramente. Ce l'ha messa tutta coi capelli, eccetera, però. Più non mi è Milva, piaciuto. dai, più Secondo Milva. me, io dico sì, però la prossima volta mi porta un altro pezzo. Ok, Morgan, e invece per Gigi? No. Cosa diamo a Gigi? Certamente, per No, Gigi, invece è anche per il pubblico, per Gigi magari. no, per il pubblico, allora, a partire dal parterre, andando in su, per me sono tutti sì. Non avevo dubbi. Veramente. Lo stadio è gremito in tutti gli ordini di posto. Gli sguardi speranzosi ed assetati di vittoria seguono i passi del coraggioso giocatore che con fierezza si dirige impavido verso il disco di bianco gessato. Sì, signori miei. Ciao, sono Monica. Una canzone di qualità. Tutti quanti sanno cosa lei che conta, perché quel che conta è soltanto il gol. Falla che te pensa di sei noccio de ongia, perché quel che conta è soltanto il gol.